Eccoci insieme cari telespettatori, come preannunciato il nostro spazio di informazione e di approfondimento con lo SPI CGIL del Veneto. Quest'oggi siamo collegati, abbiamo il piacere di avere qui con noi Fulvio Dal Zio, segretario organizzativo SPI CGIL del Veneto. Buonasera segretario. Buonasera, buonasera a te e a tutti i telespettatori. Allora, i temi sono tanti da affrontare, però riusciamo a affrontarne speriamo due intanto, anzi tre. Uno, un ricordo che è doveroso fare, poi parleremo dell'esenzione dal ticket sanitario che interessa moltissime persone, attenzione, molti rischiano di perderlo, e poi il bonus di 200 euro. A chi spetta, capire come verrà erogato, insomma ci sono tante cose che è bene essere a conoscenza. Però in primis purtroppo c'è un fatto da ricordare, una persona che è mancata, a lei la parola. Sì, purtroppo ieri sera, lunedì sera, dopo un intervento a un'iniziativa di Articolo 1 a Roma, il nostro segretario della CGIL del Veneto nei primi anni '80, Luigi Agostini, è deceduto. È una perdita grave per noi del Veneto, in quanto anche se lui era di origini marchigiane, però ha trascorso un'importante parte della sua storia sindacale qui nel Veneto, prima come segretario della FIOM alla Zanussi, quindi a Treviso, poi come segretario regionale della FIOM e poi è stato appunto segretario generale della CGIL del Veneto prima di approdare nell'86 alla segreteria nazionale della CGIL come responsabile dell'organizzazione assieme con segretario generale Antonio Pizzinato. Luigi era una figura, possiamo dire, di intellettuale, sempre fedele e leale ai suoi valori giovanili, cioè quello di stare dalla parte dei più deboli, e l'ha ricordato anche lui di non aver mai tradito questi ideali di gioventù e quindi è un dispiacere, insomma, ritenevo giusto e doveroso anche in questa trasmissione per i tanti che lo conoscevano, insomma, purtroppo dare questo annuncio e fare questo breve ricordo di un compagno che resterà sempre nei nostri ricordi e nella storia della nostra organizzazione del Veneto. Assolutamente, è giusto ricordare perché sono persone che comunque hanno lasciato un segno, hanno dato una testimonianza, hanno apportato qualcosa. Poi sarebbe appunto bello ogni tanto ricordare di tante persone che purtroppo passa il tempo per tutti, ma vengono meno, ma lasciano nell'ambito anche del sindacato stesso un'impronta, insomma, per dare anche un monito a tutti che qualcosa si può fare. È difficile, ma qualcosa si può fare, no? No, ma è anche importante perché non è solo la storia del movimento sindacale, è anche la storia del nostro paese, dell'Italia. In questi giorni c'è una protesta al capannone del petrolchimico di Marghera. È un luogo storico e non è che noi abbiamo nostalgia del passato, però siccome la storia è fatta anche di luoghi, se non avete avuto modo di vederlo, vi invito ad andare a vederlo perché ci sono testimonianze, quadri, striscioni carichi di significato. E in quel luogo c'è stato il Presidente della Repubblica Sandro Pertini, c'è stato Enrico Berlinguer, ci sono stati tutti, insomma, quindi assieme alle persone anche i luoghi, ecco. E non stiamo parlando, come dicevo appunto, solo di storia sindacale, in quei luoghi si è difesa anche la democrazia. Pertini era arrivato in occasione dell'omicidio di Gori, del commissario di polizia nell'80, il movimento dei lavoratori e anche Pertini, lo ricordo nel discorso che fece proprio lì al petrolchimico, ricorda il ruolo svolto dal movimento operaio per la conquista della democrazia, insomma, quindi in un periodo storico in cui forse la parola democrazia non va più tanto di moda e credo che c'è bisogno di rivalutarla. Non c'è democrazia senza libertà, insomma, non c'è libertà senza democrazia e quindi
e quindi è bene sempre ricordare da dove veniamo. Quindi non parliamo solo del movimento operaio, parliamo della storia del nostro paese e della lotta per la democrazia e per la libertà nel nostro paese, che è un bene prezioso che noi dobbiamo senz'altro rinverdire, senz'altro aggiornare, ma che dobbiamo essere gelosi di queste nostre conquiste che nessuno ci ha regalato. Assolutamente. Adesso poi tra l'altro lei ha fatto, lei come segretario è stato anche nel sindacato della CGIL, adesso è nella SPI, e lo SPI in ogni caso si fa da trade union con i più giovani, con le giovani generazioni, per cercare appunto di tenere vivi certi valori, perché altrimenti si vanno perdendo, si danno per scontati e poi ci si rende conto che basta poco, ma le libertà non sono assolutamente così scontate e assolute. Infatti sono andato ieri sera, che c'era un'importante iniziativa, sono andato con delle compagne giovani, molto brave, e però non erano mai stato dentro a visitare questo luogo, il cosiddetto capannone del petrolchimico, insomma, e sono rimaste stupite, sorprese, in positivo ovviamente, quindi ecco, è bene che anche i giovani, insomma, riuscire a tramandare questa storia, insomma, che ha significato molto, come dicevo prima. Assolutamente sì, ma magari dedicheremo una puntata per parlare di questo, magari facendo vedere anche delle immagini, delle foto per poterla commentare, può essere un po' uno spunto, un'occasione. Certo. Andiamo adesso ai nostri temi, non sempre piacevoli, tanto per cambiare. All'esenzione dal ticket, vediamo un po' le prime questioni che sono emerse. Perché? Cosa sta succedendo in Veneto? Chi è che perderà l'esenzione dal ticket? Voi l'avete riassunto in modo molto, molto chiaro con alcune slide, però vediamo un po' di spiegarlo, perché le persone non prendano il classico coccolone, che non è una cosa piacevole. Allora, nel nostro paese, in Italia, vige, come dire, un'esenzione per reddito, se non si superano certi livelli di reddito e certe condizioni, si ha l'esenzione dal pagamento del ticket per le ricette e per le visite specialistiche. Per avere diritto a questa esenzione bisogna farsi rilasciare dall'ULSS il certificato di esenzione, che riporta un codice che dopo deve essere riportato in tutte le ricette o nei ticket, insomma, quando si pagano i ticket, altrimenti non c'è l'esenzione. Si può chiederla facendo anche l'autocertificazione. Chi ha diritto, insomma, ci sono tre tipologie, dicevo, di esenzione. Una che è definita 7R2, ovvero sia per coloro che hanno 65 anni di età e hanno un reddito del nucleo familiare complessivo inferiore a 36.151,98, così come è riportato nella slide. Poi c'è quella che viene definita 7R4, che è per le persone che hanno compiuto 65 anni di età e hanno l'assegno sociale. Qui c'è un'inesattezza, perché noi abbiamo riportato quello che è scritto sul sito della Regione, ma l'assegno sociale, che è una prestazione assistenziale dal 1996 che sostituisce la pensione sociale che è stata erogata, è stata istituita nel 1969, nel 96 con la riforma Dini, e l'assegno sociale viene corrisposto a coloro che non hanno maturato nessun reddito da lavoro, quindi nessuna pensione. Era 65 anni quando l'età della pensione di vecchiaia era 65, adesso siamo arrivati a 67, quindi da 65 a 67 non c'è nessuna esenzione, dai 67 in poi quindi c'è l'esenzione, perché c'è l'assegno sociale. E poi c'è l'esenzione prevista come definita 7R5 per coloro che hanno
compiuto 60 anni di età e hanno un reddito del nucleo familiare inferiore a 8.263,31, così come riportato, oppure se con il coniuge a carico di 11.362,05 euro, e poi questo limite, i due limiti a seconda delle situazioni vengono incrementati di 516,46 per ogni figlio a carico. Sempre con l'ISE però? Certificato con l'ISE? No, reddito familiare che si ricava dalla dichiarazione dei redditi. Ah, va bene, ok. E cosa è successo? È successo che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, quindi il MEF, ha verificato le dichiarazioni fatte del 2020 a questo punto e ha riscontrato che ci sono dei soggetti, delle persone che hanno superato i limiti di reddito previsti e non hanno quindi diritto a queste esenzioni. Allora qui c'è da dire una cosa, insomma, ma questa è un'opinione mia personale, così come te le tolgo, se ne ho diritto dovresti darmene automaticamente. Automaticamente, bravissimo, infatti. Invece qui bisogna sempre fare domanda e va bene per gli intermediari, quindi anche per i nostri patronati, per lo SPI, però sul piano del diritto, insomma, se perdo appunto questa possibilità di avere questa tutela, se ce l'ho automaticamente dovresti riconoscerla, però certo. Siccome non sono universalistiche ma hanno un limite di spesa, meno persone lo presentano, meno si spende. Questa è la logica, la trovo assolutamente sbagliata. Infatti. Però ecco, ci sono 40.000. Prego. E nel Veneto sono oltre 40.000, circa 44.000, ci sembrano molte, anche perché c'è da tener conto che noi quest'anno viaggiamo a oltre il 6% di inflazione. Infatti. I dati forniti ieri sera. E quindi quando c'è un'inflazione pari al 6%, che è la più alta, insomma, penso da 30 anni a questa parte, stiamo parlando di una mensilità di stipendio, di pensione, quindi questi limiti che prima dicevo, che avete fatto vedere con la slide, dovrebbero essere rivisti assolutamente. Infatti vediamo la slide successiva, perché così punta anche l'attenzione su quello che sta succedendo, le persone possono anche vederlo nel dettagliato. Perché ho perso l'esenzione? Qua diciamo 40.000 veneti stanno ricevendo dalle USL un avviso di revoca dell'esenzione e quindi qua ribadiamo, come ha detto lei poco fa, che il Ministero ha aggiornato queste liste degli aventi diritto, però c'è da capire: il nucleo familiare fiscale è costituito dal beneficiario, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e degli altri familiari a carico. Questi redditi che non coinciderebbero praticamente sono tanto debordanti, cioè sono come il reddito di cittadinanza, che è venuto fuori che persone la stanno ricevendo e poi in realtà non avevano nessun diritto, di tutto e di più è venuto fuori, oppure sono cose marginali per cui effettivamente si poteva anche, tra virgolette, chiudere un occhio, secondo voi? Intanto io penso non ci sia una frode nella stragrande maggioranza. Poi qui c'è il tema eterno dell'evasione fiscale, per cui chi evade fiscalmente è al di sotto magari di queste soglie di reddito e quindi ha diritto, ma malgrado percepisca molto di più, abbia delle potenzialità molto superiori a chi ha reddito fisso, come i pensionati e i lavoratori dipendenti. Quindi questo è il primo tema. Poi diceva, e questa è una rivendicazione che facciamo, che questi limiti reddituali sono fermi da anni e quindi bisognerebbe, come dire, aggiornarli rispetto alla situazione reale che stiamo vivendo. Per cui, insomma, io non credo, perché comunque quando parliamo di 31.000 euro, penso ai pensionati, non stiamo parlando di redditi particolari, non ce ne sono molti, potenzialmente. La stragrande maggioranza, noi sappiamo, sono sotto i 1.000 euro le prestazioni previdenziali. Poi non è detto che le prestazioni previdenziali corrispondono allo stesso numero di pensionati, perché
uno può avere più di una pensione a seconda delle situazioni, insomma, per cui fatti nel conteggio di redditi vengono inseriti anche altri redditi, insomma, quelli appunto derivanti per infermità o altre situazioni di questa Certo. natura, insomma. Vediamo la slide successiva. No, quello che noi, Cosa si può sì. fare? No, proprio per spiegare un po' No, tutto. Prego. quello che noi suggeriamo intanto è quello di non temere nulla, ecco, non c'è nulla di illegale, insomma, è quello di rivolgersi No, prima vediamo cosa si presso può fare. Prima di rivolgersi al sindacato, quella è l'ultima slide, che così le alle persone nostre segnano. sedi per, Sì. come dire, per assisterli e fare eventualmente la nuova richiesta di esenzione, insomma. Le nostre sedi si trovano sui siti internet, i nostri territori sono già attrezzati, insomma, per fare queste domande, queste autocertificazioni, insomma. Comunque Questi sono... le autocertificazioni online va fatta nel sito dell'USL di riferimento su Sì. degli moduli che sono disponibili sul portale Sanità Regione del Veneto. Sì. Attenzione, si può prendere appuntamento presso gli sportelli anagrafe dell'USL per chi vuol fare fai da te, però è bene sottolineare questo, che quando vengono rilasciate dichiarazioni mendaci è sanzionato dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, quindi è reato. Certo, certo. Anche l'evasione fiscale è un reato. In questi casi quelli che noi possiamo assistere non sono certamente degli evasori, assolutamente. E appunto per questo che noi appunto rivendichiamo quello che già ho detto, che non ripeto, e soprattutto invitiamo i nostri iscritti, ma anche a tutti i pensionati che si trovano in questa spiacevole situazione, intanto di non agitarsi, di non temere, insomma. Mettiamo subito la slide così vediamo anche i numeri telefonici Ma e la anche, sede. insomma, di rivolgersi presso le nostre sedi per avere tutte le informazioni della necessità. Questo è il numero dello SPI del Veneto, però per non intasare il centralino suggerisco di chiamare le nostre sedi provinciali, insomma, ripeto, si trova sempre sul sito dello SPI del Veneto, che è scritto www.spi.veneto.it, e lì ci sono anche gli indirizzi e i numeri telefonici e i vari siti internet con cui chiedere appuntamenti e fissare, insomma. Perfetto, passiamo subito rapidamente, nel poco tempo che ci resta, al bonus di 200 euro. Vediamo la slide successiva, fa riferimento al decreto aiuti 2022, un decreto che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, modificato ancora, però non è stato ancora pubblicato in Gazzetta. Prevede questo bonus di 200 euro, una tantum, però a chi è destinato sostanzialmente? Ma intanto su questo decreto, ieri per la sua trasformazione in legge ci sono delle difficoltà, insomma ieri pomeriggio proprio sulla legittimità costituzionale il governo è andato sotto, insomma, quindi sta avendo, come dire, un percorso un po' difficile, anche perché ci sono tante altre provvedimenti dentro a questo decreto aiuti del 2022. Dicevo, torniamo sempre lì, ecco, sono 200 euro che aspettano ai pensionati e ai lavoratori che hanno un reddito inferiore ai 35.000 euro annui. Vediamo la slide successiva, infatti a questo proposito destinatari del bonus chi sono? I destinatari sono i pensionati, i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi, stagionali, insomma sono tante figure sociali, tante tipologie di lavoratori. Per quanto riguarda i pensionati, chi ne ha diritto ce l'avrà con la pensione del mese di luglio, cioè assieme alla 14ª, mentre per i lavoratori dipendenti verrà erogata con lo stipendio tra giugno e luglio, mentre per i lavoratori autonomi siamo ancora in attesa, c'erano 30 giorni di tempo per erogare questo
il regolamento per l'erogazione, per come erogare il bonus. Perfetto. Slide successiva, il Slide. tetto dei 35.000 euro, per cui non rientrano nel conteggio dei 35.000 euro. Vediamo la slide successiva, eccolo qua. Reddito della casa di abitazione con le pertinenze, TFR. Competenze arretrate, assegno del nucleo familiare, assegni familiari, assegno unico universale, quindi soltanto i redditi praticamente. Io volevo dire una cosa su questo, certamente è un aiuto significativo, però siamo sempre nella logica del bonus. Sì, esatto. Quindi invece secondo la mia opinione, secondo l'opinione del sindacato, sono necessari invece interventi strutturali. Sempre sul versante, dicevo, dell'evasione fiscale, ma ormai rischia di essere un disco rotto, ma magari prevedendo l'estensione dei fruitori l'aumento della 14ª per i redditi più bassi, parlo di pensionati, e anche l'estensione della platea, oppure un intervento. Mi scuso un attimo, così i ragazzi possono seguirci. Andiamo con le slide successive rapidamente dalla regia, che così seguiamo anche pari passo. Allora, viene erogato, e l'Acqui l'ha detto perfettamente, con la mensilità di luglio 2022. Andiamo avanti ancora, perché così i nostri telespettatori possono anche focalizzare quanto lei sta dicendo. Viene erogato ai dipendenti che ricevono un bonus in busta paga tra giugno e luglio, e poi verrà fatta la verifica di legittimità verrà fatta successivamente a sede di conguaglio. Vediamo la slide ancora successiva che è stata preparata, vediamo un po' di andare avanti, come viene erogato l'autonomo, vediamo un po' quella successiva. Questo per quanto riguarda gli autonomi, erogazione prevista a luglio, aspettiamo. I percettori di reddito di cittadinanza, anche questi potrebbero averne diritto. Vabbè, qua si apre una grande parentesi perché fa parte sempre delle categorie che sono state messe un po' in discussione. L'ultima slide, vediamo un attimo quella che segue. Eccola qua, che dovrebbe essere, eccola qui. Qui siamo arrivati al punto in cui lei diceva lo SPI-CGIL si mette in una posizione ben precisa, cioè bisogna prendere dei provvedimenti, eccoli qua. Sì, bisogna prendere dei provvedimenti strutturali. Mi permetto di dire, io non voglio denigrare l'aiuto di 200 euro, sono importanti, non voglio sottovalutarlo, però siamo sempre in una logica, come dire, un po' paternalistica, insomma, del brutto termine, insomma, quasi della carità, mi passi il termine, sì, chiaro. Non ne trovo altri in questo momento. Io credo invece, noi crediamo che invece siano necessari interventi strutturali, cioè che rimangono, e sono quelli che sono ben evidenziati nella slide che è pubblicata, insomma, quindi l'estensione del bonus energia, l'innalzamento della 14ª mensilità per le pensioni più basse, l'ampliamento della platea e interventi sul livello di tassazione, cioè la madre di tutte le questioni è la riforma fiscale, insomma siamo sempre lì, ma se no, se continuiamo con questa logica dei bonus, cioè, a prescindere dal reddito, in questo caso c'è il reddito, in altre volte ricordo il bonus ai 18enni di 500 euro, a prescindere dal reddito, cioè, mi sembra che ha lasciato il tempo che trova, paternalistiche che non vanno a incidere sulla reale difficoltà. Certo. Allora, a fronte di questo, qual è che voi avete organizzato qualche cosa? Perché adesso poi ci prepariamo, vabbè, un'estate che non sarà per niente piacevole, però poi arriva come sempre settembre, riprenderanno tante questioni. Adesso poi con i pensionati, persone anziane, c'è anche il discorso elettricità che sarà bollette care per chi ha il condizionatore, attenzione, per cui spese su spese da sostenere. Tanti dicono ma agirete in qualche modo proprio perché i bonus sono una piccola cosa e le tasse invece sono tante, continuano a essere tante. Avete organizzato, state pensando di fare qualche cosa? No, beh, sia chiaro, cioè, noi è da tempo che abbiamo fatto anche uno sciopero generale il 16 di dicembre, insomma, dove abbiamo posto al centro soprattutto il lavoro per i giovani, che non c'è, il brutto lavoro, insomma, il lavoro precario, perché se non si riparte da lì, a lungo andare tutto il sistema del welfare viene a cadere. E quindi, insomma, siamo in presenza di un governo che pur ha fatto molto, indubbiamente, però
è necessario insomma, riprendere la stagione dell'attenzione e della rivendicazione del welfare. Penso soprattutto alla sanità e alla scuola. La sanità è in grande difficoltà, ci consegna 2 anni di pandemia, ci lasciano una sanità esausta, insomma, con grandi difficoltà. A fronte di tutto questo, adesso brevemente, ovviamente, il 17 giugno come SPI abbiamo organizzato nell'ambito della Festa Nazionale di Libertà la nostra rivista, che invito tutti ad abbonarsi perché è molto bella, fatta bene. Facciamo un'iniziativa a Bologna con il segretario generale Maurizio Landini e Ivan Pedretti, segretario generale dello SPI, sulla non autosufficienza, altro tema che ci sta molto a cuore, perché non è solo l'esigenza di una legge per le persone che purtroppo incorrono in questa situazione, ma è una legge per tutte le famiglie, perché quando colpisce la non autosufficienza, quando colpisce tutte le famiglie, insomma, quindi è una legge di interesse generale. E ovviamente questo, parlavo prima della sanità, della istruzione, ovviamente va aggiornata a quelle che sono le grandi trasformazioni, i grandi cambiamenti che stiamo avendo. E il giorno dopo, sempre il 18 di giugno, ci sarà un'iniziativa a Roma, non sappiamo ancora esattamente dove, della CGIL, della Confederazione, sui temi del reddito, del lavoro e, mi permetto di dire, soprattutto della pace. Insomma. Certo, se ne parla poco, o meglio, se ne parla tanto e a sproposito, secondo me, di ma mai in modo reale e convinto. Bisognerebbe, come dire, invece incentivare l'azione diplomatica. Si parla ancora poco e su questo un'iniziativa dell'Europa, in particolar modo dei paesi fondatori della comunità europea, tra cui Francia, Italia e Germania, la vedo quanto mai necessaria. Parliamo sempre di più quindi di pace e non di guerra, se ne parla anche troppo. Insomma. Chiaro. Purtroppo c'è, non voglio nasconderla, però credo che gli sforzi di tutti dovrebbero essere finalizzati ad arrivare quanto prima ad un piano di pace che ponga fine a una tragedia che poi chi ne paga le conseguenze sono i civili, come stiamo vedendo. Infatti, e non solo i civili, insomma tutti i cittadini indistintamente. Allora, grazie mille Fulvio D'Azio, segretario organizzativo SPI-CGIL del Veneto, per averci consentito questo approfondimento. Ne parleremo ancora naturalmente in studio. Vi auguro buon lavoro naturalmente, ne avete da fare, ci rivedremo presto, magari anche nell'approfondimento del venerdì. Buon lavoro, intanto buona serata, e a voi telespettatori restate con noi proseguiamo dopo la pubblicità.